Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici delle stelle, ben ritrovati anche oggi nell'appuntamento quotidiano con l'oroscopo di Radio.0. Anche in questo 31 marzo, ultima giornata del mese, andiamo a sentire cosa ci dicono le stelle oggi. Iniziamo quindi subito dall'Ariete. Il vostro sole focoso e irruento incontra oggi l'energia solida di Saturno. La fusione rende durevole la fiamma e canalizza costruttivamente l'impeto. Finale del mese all'insegna di progetti lungimiranti ad ampio raggio. L'azione è guidata dal faro della ragione. Toro, si registrano perturbazioni con effetto poco favorevole sullo stato d'animo. Sospetti mettono sotto torchio una storia stabile e collaudata. La realtà, ricordatevelo, è ben più appagante di quella che vi appare oggi a causa di una manciata di fantasie. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godete di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera professionale. Programmi a lungo termine saranno per voi l'obiettivo finale. Senza motivi di distrazione vi dedicate con impegno al lavoro, la resa è eccellente, l'esecuzione ottima. Cancro, luna in Scorpione armonica a Mercurio e Nettuno, un fine mese quindi che potenzia il sesto senso, alimenta la dolcezza ed espande i talenti creativi. Soluzioni a portata di mano per molti dei vostri problemi, frutto di intuizioni illuminanti e la vostra capacità critica. Leone, il quadrato della luna Giove depone per una giornata all'insegna del disordine. Concludete poco e quel poco non convince né voi né gli altri. In casa qualcuno esige da voi risposte chiare e promesse precise. Non nascondete la testa sotto la sabbia. Vergine, Luna e Mercurio complici vi aiutano a riallacciare alcuni rapporti professionali dopo una fase di blackout, un benefit desiderato e infine concesso. Buona la resa sul lavoro, grazie alla Luna, ma anche per la vostra capacità di accogliere le critiche costruttive. Bilancia, se state rivedendo dei vecchi progetti accantonati e non siete molto contenti dei risultati ottenuti fino ad ora, potete benissimo correggere il tiro. Situazioni che sembravano alla vostra portata si stanno pian piano complicando, voi però non gettate la spugna. Scorpione, mollate ora gli ormeggi se vi accorgete che procedere controcorrente è faticoso e se in fondo andate avanti solo per soddisfare le aspettative altrui. Con la complicità di una persona cara potete superare blocchi e timori, quindi lasciatevi condurre. Sagittario, sul piano fisico forse vi sentirete un po' pigri e stanchi oggi, può essere la spia della necessità di una pausa per capire realmente cosa desiderate. Voli pindarici e sogni di gloria marciano nelle retrovie e aspettano il momento per tornare alla carica. Capricorno, la luna in combutta con Mercurio e Nettuno instaura intorno un clima tranquillo, ma niente affatto noioso, la comunicativa è in risalita e le intese sono recuperate. Se avete questioni in sospeso da sistemare, concludete in fretta, non prestate quindi attenzione ai dettagli. Acquario, la luna in Scorpione, depositaria di aspirazioni, timori e desideri inconfessati, vi mette di fronte allo specchio, ma l'immagine risulta sfocata. Il Sole, in sestile a Saturno, focalizza l'impegno sull'azione. Agire seguendo ciò che sentite vi rende liberi. Pesci, la luna in Scorpione in fatto di grinta e intuito è sempre una mano santa. In più oggi, grazie a Mercurio, sistema anche gli affari e agevola i viaggi. La vita affettiva è piacevolmente mossa, sorprese, batticuori, tenerezze e coccole a distanza saranno all'ordine del giorno. È tutto quindi per le stelle di Radio.0 in questo 31 marzo. Vi auguriamo una buona giornata, un buon fine mese e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0